sempre rendere conto a tutti, dai. Vabbè, allora Cesare è arrivato alla conclusione che vuole un governo forte e chi è che non lo vuole un governo forte? Allora, noi nel nostro... Perché la sindaca vuole un governo debole, vuole un governo debole? No, io penso che bisogna liberare il merito di dei capaci. Ma quale merito? Dei capaci. Ma quale merito? Che bisogna mettere la condizione. Uno dei vostri capatazzi è il figlio di Colanino, quello dell'Alitalia, quello della Telecom. Per esempio, siete voi come PD che dovreste dare? Il fatto di aver tolto la parte di merito. Matteo Colanino che fa il metro a finanziamenti all'università è stata tagliata la quota per gli atenei virtuosi. Secondo me questo è gravissimo. Io spero che il Parlamento intervenga, perché io credo davvero che o ripartiamo dal merito in questo paese o altrimenti non ce n'è per nessuno. Sindaca, i lavoratori della ditte che del merito in questo momento qua se ne fanno, si fanno il brodo col merito. Sono bravi. Loro hanno bisogno di lavoro, Sì, lavoro, non merito. Il merito sarà fra 10 anni. Adesso c'è bisogno di scelte, di decisioni ferme, precise, non di gente che fa così. Aspetta, sentiamo la sua proposta. Aspetta, fermo, sentiamo la proposta. Io non mi permetto di fare lezioni di economia, anche se ma lo faccia, tanto fa lezioni di economia che Brunetta, può farla anche lei. Io voglio raccontare quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, come rete di amministratori, per cercare di dare risposta a questa emergenza drammatica che è il lavoro. Anche se per lavoro non è che si può fare un decreto sindacale e magicamente facciamo comparire il lavoro a Quarto d'Altino, a Roncade o a Marconi. Quindi bisogna creare, sostenere le condizioni. Guardi che non è nato tanto lontano dalla verità. Perché chi pensava di generare il lavoro con il debito pubblico, con l'impiego pubblico, abbiamo visto in che situazione ci ha portato. Quindi non è che possiamo pensare che lo Stato possa assumere, perché non ha più soldi neanche probabilmente per pagare gli stipendi dei dipendenti che ha. Questa è una, mi perdonerà, ma questa è una balla colossale, ma comunque quindi va bene dobbiamo così, cercare, il pensiero e io racconto a chi ci ascolta quello che umilmente ci stiamo inventando. Cosa vi state inventando? Così chiudiamo, perché siamo intanto, come testimoniava la signora prima che è intervenuta, spesso gli sportelli degli uffici per l'impiego non riescono a dare risposte e a orientare le persone in questa giungla della ricerca del lavoro. Per cui anche se non è competenza del comune, noi lo sportello lavoro l'abbiamo creato nel nostro comune, cercando di dare quelle informazioni di base che spesso nei comuni anche piccoli come il nostro, un po' di periferia, non ci sono, perché ci sono persone anche con la semplice terza media che non sanno neanche scriversi un curriculum, e questo è un versante. E devo dire che già dando delle informazioni corrette, accompagnando le persone, già c'è una risposta, nel senso persone riescono a trovare il lavoro. Cercare di far girare anche le informazioni delle imprese nel territorio che assumono, e anche questo ha permesso a delle persone di trovare occupazione. Poi stiamo cercando di inventarci un nuovo modo di ragionare tra amministrazione e imprese del territorio, e questo anche coinvolgendo l'università, perché l'università è una risorsa della nostra comunità, però spesso è rimasta isolata. Noi con una convenzione con Ca' Foscari e anche il comune di Roncade abbiamo avviato adesso, attraverso anche dei fondi europei, ci si lamenta sempre che questi fondi in Italia non arrivano, siamo riusciti ad ottenerli, per dare possibilità a dei laureati disoccupati di venire a fare un'esperienza nelle aziende del territorio per 6 mesi, pagati con una borsa di studio, però facendo anche un percorso di formazione per creare degli sviluppatori di comunità, li abbiamo chiamati. È una cosa nuova, mi rendo conto, e forse può lasciare qualcuno. Sviluppatori di comunità. Loro entreranno in azienda e faranno quello di cui l'azienda ha bisogno. Se ha bisogno del marketing faranno marketing, se hanno bisogno della produzione si dedicheranno alla produzione. Ma cercheranno, attraverso questo percorso di formazione che stanno facendo, di riuscire a sviluppare quelle competenze che al momento i manager non hanno nelle aziende. Riuscire a fare rete con l'impresa che c'è di fronte, oppure riuscire a dialogare con l'amministrazione. Lei ritiene che quegli imprenditori lì poi li assumerà pagando il 70% di tasse, o delocalizzerà in Bosnia, in Repubblica Slovacca, in Romania? È lì il problema, sindaca, è lì il problema, che se tu non metti in condizione gli imprenditori di lavorare qui, ma io mi lamento, ma io combatto tutti i giorni, ma che cavolo, io i soldi me li guadagno, non mica soldi, non sono mica un dipendente pubblico. Allora bisogna ricreare le condizioni affinché gli imprenditori possano dare lavoro
agli italiani. E quando sento dire, e è venuto fuori anche stasera, che gli italiani certi lavori non li volevano fare o non li vogliono fare, no, gli italiani a certi stipendi non lavorano più, perché quando si andava, le nostre donne di Cavarzere, di Rovigo, andavano a raccogliere il radicchio in quel di Chioggia, le nostre donne guadagnavano 5,50 € all'ora. Sono arrivate donne africane a 3 euro all'ora. Ovvio che le italiane non ci vanno più, perché a 3 euro non vado a prostituirmi per lavorare a 3 euro l'ora, capisce? Noi abbiamo fatto arrivare in Italia della guerra fra poveri, gente che lavora nelle fabbriche, gente che lavora nelle concerie di Arzignano a 50 gradi con una puzza che quando passa in autostrada, e lei ci passerà qualche volta, devi chiudere i finestrini anche d'estate, se no muori, ecco, gente che lavora lì per 1.000 euro al mese, perché vengono da posti dove muoiono di fame. Ma non è possibile che noi si lotti fra poveri, noi e questa gente qui. È giusto che la politica faccia il suo dovere, che metta nelle condizioni noi italiani di vivere e di sperare in un futuro qui in Italia, e loro che hanno i nostri stessi diritti, ma di vivere la loro vita e il loro futuro nei loro paesi. Noi non dovevamo dare il pane all'Africa, dovevamo dare i semi, i badili, l'irrigazione all'Africa. È quello che noi abbiamo sbagliato come europei, e adesso paghiamo. Dimmi che non sei d'accordo. Dimmi che non sei d'accordo. Dico, facciamo il giro di chiusura, cosa dice? Scusami, ma è perché sono andato un po' per la tangente ogni tanto. Secondo me sono tutte misure e idee condivisibili, soltanto che ora bisogna sintetizzare e dire quali sono le misure urgenti e più pressanti per far ripartire la produzione e i bisogni degli italiani, in modo che ci si crei un po' di ricchezza per gli italiani in primis, e poi la solidarietà è sempre un bene che bisogna comunque sempre condividere. Noi come Associazione Neoliberi e come Confapri abbiamo individuato 3-4 punti fondamentali da cui bisogna partire. Velocissimo, perché siamo fuori. Il primo è il taglio della spesa pubblica e delle spese inutili dei burocrati. Il secondo è il taglio delle tasse dell'IRAP e del cuneo fiscale e dell'IRES, perché con questo costo del lavoro non si può andare avanti. Rinegoziare con la BCE il nostro debito pubblico, perché se non riusciamo a stare ancorati al costo del denaro di tutti i paesi non riusciamo a fare niente, e valorizzare il patrimonio, ne abbiamo tantissimo, e casomai venderlo quando il mercato lo ritiene opportuno, e abbassare il debito pubblico. Queste sono le nostre misure. Perfetto, chiusura anche lei. È arrivato un messaggio che diceva che la Printex, che la figlia ha fatto lo stage a Quarto d'Altino eccetera, però poi ha chiesto il lavoro, anche se l'hanno lasciata a casa, ha detto che non avevano bisogno di lei. Era un messaggio rivolto. Sto leggendo poi i messaggi che arrivano, ci scusiamo se non riusciamo a rispondere a tutti. Abbiamo due grandissime industrie a cielo aperto, turismo e agricoltura. Se non riusciamo a valorizzare questi due grandi settori, restiamo veramente al palo. La Primavera d'Italia è al fianco dei giovani, delle piccole imprese e soprattutto delle famiglie, per ricostruire questo nostro paese al fianco dei sindaci. Viva l'Italia. Fabrizio. Cosa vuoi che dica? I problemi dell'Italia sono tre. Per gli imprenditori sono questi: burocrazia, accesso al credito e tassazione dell'azienda. Se non si lavora su queste tre cose qua, l'imprenditore non torna. Ne aggiungerei bisogna detassare, dopo se c'è qualcun altro, io non sono imprenditore, bisogna detassare le aziende a pari degli altri paesi europei. Non c'è tanta cosa da discutere. Aggiungerei anche l'apparato elefantiaco della giustizia civile, che mi sembra che la nostra conduttrice anche si diletti ogni tanto a fare l'avvocato. Una volta, adesso per carità, per dire, però uno resta così, insomma, se uno è avvocato lo resta per non vengono in Italia perché ci mettono 10 anni. Non è pensabile che in Germania per una causa civile ci vogliono mediamente, mi pare, 16 o 17 mesi. In Italia ci vogliono anni. Adesso in Italia la minaccia più grave che uno ti può fare è fammi causa, perché tanto sai che poi non riesci mai a recuperare. Cioè, ragazzi, se tutto va bene siamo rovinati. È vero. Francesco e Massimo. Io volevo solo dire una cosa: in quanto italiano io voglio rimanere in Italia, e quindi giovane italiano. Quanti anni? Sì, ho 28 anni. Quanto? 28, giovane. Per questo motivo appunto chiedo al governo che appunto si impegni, proprio perché noi italiani, noi giovani italiani, vogliamo rimanere in Italia, lavorare qui in Italia, avere un futuro qui in Italia. Se questo ce lo permetteranno, bene, stiamo qui, altrimenti dovremo trovare nuovi lidi. Speriamo che non sia questo il caso. Vero. Bravo. Ma bisogna tirarsi su le maniche,
siamo arrivati ormai al punto zero, bisogna cominciare a fare qualcosa tutti quanti. Ogni singolo deve fare qualcosa nel limite delle possibilità che ogni persona ha e cominciare a sperare in positivo e far pensare positivo, avere un po' di fiducia, perché se perdiamo la fiducia alla basta fine. E siamo finiti. Assolutamente. Bene. E allora vi ringrazio del vostro intervento, ringrazio tutti i nostri ospiti stati qui con noi, voi di averci seguito, di aver partecipato. Mi scuso con le telefonate che non siamo riusciti a passare, i messaggi stiamo cercando di farli passare tutti. Vi ricordo la mail che avete visto in sovrimpressione, tv7convoi @triveneta.tv, lì potete scriverci, fare le vostre osservazioni e soprattutto poter partecipare alla nostra trasmissione. Noi diamo ospitalità anche a lavoratori, la prossima settimana parleremo dei pensionati, per cui un invito aperto ai pensionati a scriverci, farsi scrivere o a telefonare in televisione, perché sono importanti anche le vostre, anzi importantissime le vostre testimonianze. E poi abbiate il coraggio di venire in trasmissione, non costa niente, però almeno far conoscere la propria situazione di aziende di cui non si parla, sono tantissime, io qua ho tantissimi ritagli di giornale, decine di migliaia di aziende nel nostro territorio che stanno chiudendo, piccole e grandi. Se voi che siete lavoratori, siete in difficoltà o imprenditori, venite e siate testimoni per cercare di muovere qualche cosa. In un modo o nell'altro cerchiamo nel piccolo di dare un aiuto e un contributo, una testimonianza. Se non sono queste le voci del territorio che possono parlare e le televisioni private, non ce ne sono altri di strumenti effettivi. Grazie ancora, grazie a voi, buonanotte, noi ci troviamo domani all'ora di pranzo. Grazie.